oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed Egli dimorerà in mezzo a te. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, genti, la parola del Signore, annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Il Signore ci custodisce come il pastore il suo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Parola del Signore. Vangelo di questa mattina, breve ma intenso, ci presenta due sfaccettature di un momento in cui i discepoli stanno seguendo Gesù. Teniamo presente che Gesù è in cammino verso Gerusalemme, luogo della sua consegna, luogo della sua passione, morte e risurrezione. E lungo questo cammino è seguito dai discepoli, dalle folle, dalle donne e istruisce loro. E allora da un lato sono tutti ammirati delle cose che faceva. I discepoli stanno seguendo Gesù, stanno bene con lui, fa miracoli, fa cose straordinarie, sono ammirati. Dall'altra parte non capiscono quello che sta dicendo. Gesù sta dicendo: adesso andiamo a Gerusalemme, sarò consegnato nelle mani degli uomini e lì mi metteranno a morte. E allora i discepoli non comprendono più. Ma come? Stiamo seguendo uno che stiamo pensando sia quello che ci porta alla liberazione? Stiamo impegnando la nostra vita con lui e arriviamo a Gerusalemme, lui muore e finisce tutto. Che razza di vita è questa? Che cosa ci aspetta? Quindi non capivano le sue parole. Ed è una costante questa nel Vangelo, perché se ricordiamo anche Maria, non comprendeva le parole del figlio suo. Perché non capiscono?
perché la risurrezione non è ancora avvenuta. I discepoli capiranno queste parole dopo la risurrezione. La risurrezione getterà una luce nuova. Lo Spirito Santo illuminerà le loro menti, i loro cuori, e allora rileggeranno la storia, ricorderanno le parole di Gesù. Ma quella volta ci ha detto così, così, ecco perché ci ha detto così e così. Perché è la risurrezione che illumina tutto. Se non ci fosse stata la risurrezione, noi non saremmo qui oggi. Non ci sarebbe la Chiesa, non ci sarebbe niente di tutto questo. Ma proprio perché c'è stata la risurrezione. E allora la Chiesa oggi ci presenta un santo che si è lasciato illuminare, ecco, dalla risurrezione, che non ha avuto paura di affrontare le fatiche, la tribolazione. Ed è San Vincenzo de Paoli. Una breve biografia di questo santo, nato in Guascogna, in Francia, nel 1581. Fino a 15 anni fece il guardiano di porci per potersi guadagnare, poter poi pagarsi gli studi. Viene ordinato sacerdote a 19 anni e nel 1605, mentre viaggiava da Marsiglia a Narbona, fu fatto prigioniero dai pirati turchi e venduto poi come schiavo a Tunisi. Ecco, verrà liberato dal suo stesso padrone, quello che l'aveva comprato, perché Vincenzo ha saputo convertirlo. Ecco, da questa esperienza è nata in lui, in Vincenzo, il desiderio di recare sollievo materiale e spirituale ai carcerati, ai galeotti. Nel 1612 diventò parroco nei pressi di Parigi. Alla sua scuola si formarono sacerdoti, religiosi, laici, che furono gli animatori della Chiesa di Francia, e la sua voce si rese interprete dei diritti degli umili presso i potenti. Promosse una forma semplice e popolare di evangelizzazione e fondò i preti della missione, i lazzaristi. Insieme a Santa Luisa de Marillac ha fondato le Figlie della Carità e diceva ai sacerdoti di San Lazzaro: amiamo Dio, fratelli miei, ma amiamolo a nostre spese, con la fatica delle nostre braccia, con il sudore del nostro volto. Per lui la regina di Francia inventò il ministero della carità e da insolito ministro organizzò gli aiuti ai poveri su scala nazionale. Morì a Parigi il 27 settembre 1660 e canonizzato nel 1737. È quella storia di un discepolo che ha accolto le parole del Signore, che è stato ammirato anche lui di tutte le cose di Gesù, che Gesù faceva, e si è lasciato illuminare da lui. C'è una frase importante, un versetto: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Ecco, Gesù ancora si consegna a noi, in modo particolare nell'Eucaristia. Si consegna alle nostre mani, si consegna ai nostri cuori, entra nel nostro corpo, nel nostro cuore. E se vogliamo, Lui può guarirci da ogni cosa e può illuminare la nostra vita. Chiediamo l'intercessione allora di San Vincenzo e l'intercessione della Beata Vergine Maria, perché ci aiutino ad accogliere il Signore che oggi si consegna a noi.
Dio ama la vita e conosce ciascuno per nome. Confortati da questa certezza, invochiamolo con fiducia e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Benedici la tua Chiesa, perché umile e obbediente diventi uno spazio sempre più ampio di fraternità e di salvezza. Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Aiuta chi si dedica a restaurare il tessuto della vita civile, perché la società sia risanata dalle ferite dell'ingiustizia e della violenza, per sperimentare la presenza pacificante di Dio. Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Soccorri chi stretto dalle angustie della vita sente spegnersi in sé l'energia e l'entusiasmo e fa che possa incontrare amici e testimoni di speranza. Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i profeti e i giusti del nostro tempo, chiamati a dare testimonianza alla verità, perché siano forti e non si perdano d'animo nel tempo della tribolazione e della prova. Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Illumina noi tutti quando non capiamo o non vogliamo capire il senso della croce nella nostra vita, perché impariamo ad essere forti nella contemplazione del Cristo, servo sofferente. Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che in Cristo Gesù ci hai amati con vero amore e attraverso il suo sacrificio hai donato a tutti gli uomini la vita eterna, fa che comprendiamo il valore di ogni vita e conserviamo la capacità di meravigliarci di fronte ai prodigi della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che hai dato a San Vincenzo de Paoli la grazia di conformare la sua vita al mistero che celebrava, concedi che per la forza di questo sacrificio diventiamo anche noi un'offerta a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo.
E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo. Sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Vincenzo de Paoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Ringraziamo il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie verso tutti gli uomini. Ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di beni. Preghiamo. Nutriti dei sacramenti del cielo, umilmente ti preghiamo, o Padre, come l'esempio di San Vincenzo de Pauli ci sprona a imitare il tuo Figlio, venuto a evangelizzare i poveri, così la sua intercessione sempre ci soccorra. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, ve stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna,